Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Focus TG, puntuali a mezzogiorno. Grazie a tutti voi che ci seguirete sicuramente fino alle 13:30, ma poi anche per tutto il resto del pomeriggio, perché dalle 13:30 mi sostituirà Filippo Fois e insomma si partirà con la pagina elettorale che proseguirà per tutto il pomeriggio, poi i nostri notiziari e naturalmente Focus questa sera che sarà un po' la nostra vetrina per commentare le elezioni, i ballottaggi di oggi, perché è giornata ancora di elezioni fino alle 15, quindi ovviamente fino a quell'ora parleremo in generale di come è andato il weekend, ma ovviamente non potremo addentrarci nei dati che riguardano anche i risultati, anche perché non li avremo. Sono 42 su 790 i comuni, 790 sono i comuni italiani, 42 quelli veneti che sono coinvolti in questa tornata elettorale. Dei 42 chiamati al ballottaggio, 4 sono comuni veneti, ovvero Vicenza, Adria, Vedelago e Sona. Ed è anche insomma una decisione abbastanza semplice per gli elettori, perché si tratta di scegliere tra i due candidati che hanno ricevuto più voti e che quindi sono andati al ballottaggio. Ecco, direi che insomma possiamo iniziare da Vicenza, perché ovviamente è il comune più grande, più importante, e quindi è il comune al quale presteremo maggiore attenzione nel corso sia di questo Focus TG che poi del pomeriggio. Quindi direi che il ballottaggio di Vicenza ci dà dei dati già interessanti sull'affluenza, ma sentiamo insomma Luisa Bertini proprio da Vicenza. Sono già operativi i nostri colleghi da questa mattina, lo saranno fino a questa sera, e vediamo un po' il primo collegamento con Vicenza di quest'oggi con Luisa che ci racconta come sta andando. A te Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in redazione a Vicenza, dove oggi il tema ovviamente che tiene banco è quello del ballottaggio, sfida tra Francesco Rucco e Giacomo Possamai, urne aperte a partire da ieri mattina alle 7, oggi si chiuderanno alle ore 15. Il dato che abbiamo a disposizione è quello relativo al dato sull'affluenza al voto delle 23 di ieri, domenica. Quindi nel primo giorno di ballottaggio l'affluenza registrata è arrivata al 42,05%, il che significa quasi 2 punti in meno rispetto al dato registrato al primo turno, quindi alla stessa ora delle 23 di domenica. C'è stato un aumento ieri registrato a fine serata rispetto a tutta la giornata in cui l'affluenza è stata più debole. Alle 19 di ieri il numero dei votanti in città era al 32,58% contro il 14,21% delle 12. I vicentini che hanno votato sono stati in tutto 37.338 sugli 89.000 elettori aventi diritto. Quindi l'asticella si è fermata al 42,04%, in leggero calo rispetto al 43,7% di 2 domeniche fa, cosa che viene confermata in termini generali, perché il secondo turno c'è sempre un calo fisiologico di affluenza. Il commento ovviamente che sarà da fare alla fine di questo ballottaggio sarà anche su chi dei due candidati ha saputo mobilitare più votanti. Per il momento è tutto dalla redazione di Vicenza e io restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie, buon lavoro, insomma già dati importanti che poi verranno aggiornati ovviamente, quindi buon lavoro alla redazione di Vicenza che poi ritroveremo, ma come vi dicevo non c'è solo Vicenza, ci sono altri 3 comuni che vanno al ballottaggio in Veneto, così vediamo un po' i dati anche di questi comuni relativi all'affluenza alle urne alle 23 di ieri sera, con Vedelago che è uno dei comuni rimasti. Grazie alla regia per questa grafica che ci racconta di un 40,23% di votanti, appunto riferito a ieri sera. C'è anche il numero sia degli abitanti che degli elettori, lo vedete sulla sinistra, 14.000
e 500 rotti gli elettori, mentre confrontando questo dato con le amministrative abbiamo un 44,6, quindi diciamo questo è i dati del primo turno, quindi non il ballottaggio ma il primo turno, leggermente inferiore dunque il dato fino a ieri sera per quello che riguarda Vedelago. Poi andiamo ad Adria, quindi altro dato, siamo in provincia, siamo nel Rodigino, e qui abbiamo un dato simile, 40,52 è l'affluenza ai seggi di ieri sera alle 23 per Adria, anche qui vedete il dato del primo turno con un dato direi decisamente superiore anche in questo caso, però insomma vediamo un po' come andrà, alle 15 avremo il responso definitivo. Andiamo anche a Sona, che è il quarto comune che analizziamo per quello che riguarda l'affluenza alle urne di ieri alle 23, un dato più basso di tutti gli altri, 35,78 contro il 44,76 del primo turno, quindi ballottaggio che sta andando con un'affluenza inferiore. Sempre interessante vedere anche i dati sulla sinistra, che è quello relativo alla popolazione, che sono quelli relativi alla popolazione e agli elettori. Sappiamo che il ballottaggio riguarda i comuni che hanno più di 15.000 abitanti. Ringrazio Francesco Ceroni in regia, insomma abbiamo dato un po' di aggiornamenti, anche se siamo fermi a ieri sera, ma questi sono i dati che ci sono a disposizione. La soluzione è semplice, rimanete con noi perché poi ovviamente aggiorneremo man mano. Ricordo fino alle 13:30 in compagnia con me, con Focus, quindi con la cronaca e tutto quello che riguarda il nostro nord-est, e poi dalle 13:30 ci concentreremo proprio sulla pagina elettorale. Allora arriverà Filippo Fois che appunto si diletterà con i dati relativi alle elezioni, i ballottaggi, gli ospiti eccetera, e poi continueremo questa sera alle 21 dopo i telegiornali. Vabbè, c'è anche la cronaca ovviamente, Focus TG a quest'ora è sempre molto legato anche a quello che accade a nord-est, e la cronaca insomma caratterizza sempre la prima parte di questo nostro di questo Focus TG che arriva alle 13:30. Oggi invece che cronaca abbiamo avuto le elezioni in apertura, ma insomma è abbastanza scontato. Vabbè, adesso andiamo a Marano Vicentino, dove purtroppo ci occupiamo di un incidente mortale. Infatti un 64enne è uscito di strada con la moto e non ce l'ha fatta in questo incidente. Sentiamo. Marano Vicentino, sono stati inutili i tentativi di rianimare Giacomo Xotto, un motociclista 64enne morto dopo essere uscito di strada ieri sera in via degli Alpini. L'incidente è accaduto dopo le 19 nei pressi dell'intersezione con via Carducci. L'uomo in sella alla sua Honda viaggiava in direzione del centro di Marano quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, ha perso il controllo della motocicletta finendo per impattare contro un terrapieno. Probabilmente la causa di un malore improvviso. Per i medici del SUEM, dopo i primi tentativi di soccorso, non c'è stato più nulla da fare. Purtroppo non è l'unico incidente mortale di cui ci occupiamo ora in apertura di ce ne sono altri due, più un incidente grave che è accaduto a Thiene, quindi siamo sempre nel Vicentino, e in questo caso insomma andiamo a vedere cosa è successo proprio a Thiene. Attimi di paura questa mattina a Thiene, dove si è verificato un grave incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8 in via Vittorio Veneto, in pieno centro. Secondo le prime informazioni pare che una moto Cagiva proveniente dalla stazione ferroviaria sia andata a sbattere contro una Citroën all'altezza della rotatoria di via 25 aprile. Lo schianto è stato inevitabile e la passeggera della motocicletta, una 41enne di Villaverla, ha subito lesioni dopo essere stata sbalzata a terra dall'urto. Sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM che hanno preso in carico la donna ricoverandola all'ospedale di Sant'Orso. La viabilità della zona è andata in tilt durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati. I rilievi di rito e la gestione del traffico sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino. E dicevo, purtroppo non è stato l'unico incidente ad avere esiti mortali quello di Marano, perché anche in Alpago oggi c'è stato, o meglio ieri c'è stato ieri pomeriggio un incidente molto grave lungo la statale 51 che costeggia il lago di Santa Croce, quindi tra Bellunese ed Alta Marca. Ha perso la vita
Walter Lorenzon, di 56 anni, residente a Pieve di Soligo, che insieme alla moglie stava percorrendo la statale 51 di Alemagna all'altezza del lago di Santa Croce a bordo del proprio scooter. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Insomma, da una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando una curva e, sbalzato a terra, ha perso la vita. Ferita, ma in condizioni non gravi, invece la donna, che è stata ricoverata al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente i sanitari del SUEM 118, ma anche i carabinieri della stazione di Alpago per i rilievi. Insomma, poi ovviamente sono stati sentiti anche i familiari, avvisati i figli. Pare che ci fosse anche un po' di maltempo in quel periodo, in quel momento, quindi insomma forse anche questo ha condizionato ciò che è accaduto. Ma purtroppo, come dicevo, non è finita, perché c'è un'altra tragedia della strada. Qui le immagini e la cronaca ci portano a Vo Euganeo, dove la vittima è anche in questo caso un motociclista. È stata fissata la data dei funerali di Nicolas Carazzolo, il 26enne rodigino di Villanova del Ghebbo, morto sabato sera in un incidente in moto mentre stava percorrendo una strada a Vo. L'addio alle 10:30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale del comune della provincia di Rovigo, dove il giovane viveva con la famiglia. La polizia locale di Vo intanto sta cercando di capire come sia avvenuto l'incidente. Il 26enne era in sella alla sua Kawasaki, stava percorrendo via Monteversa, una strada con molte curve. All'improvviso si è schiantato contro un platano. Un malore o forse una distrazione. I familiari escludono l'alta velocità perché Nicolas era molto prudente in moto. Non ci sono però testimoni. Gli agenti della locale escludono che ci sia il coinvolgimento di terze persone. Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia e quindi i familiari hanno potuto organizzare i funerali. E ancora chiudiamo questa bruttissima pagina di incidenti. Per fortuna questo diciamo, non ha avuto un esito mortale, ma comunque il bilancio è di un ferito. È un incidente che è avvenuto sabato sera all'altezza del sottopasso ferroviario di via Decorati al Valor Civile a Padova. Un'auto ha perso il controllo, il conducente ha perso il controllo dell'auto, si è rovesciata, il conducente è rimasto ferito, incastrato e poi estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Vedete le immagini, sicuramente dicono e raccontano bene quello che è accaduto. L'uomo poi è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, che l'ha trasportato in ospedale, e sul posto si è recata anche la polizia locale, perché ovviamente in questi casi c'è sempre da fare i rilievi per quello che riguarda l'incidente e spesso anche gestire la viabilità, gestire insomma quello che succede attorno al luogo dell'incidente. Ho vicino a me il computer, vedete che mi giro per guardare il monitor, perché volevo accompagnarvi tra le pagine di qualche sito, e allora sito di informazione sempre. Allora, partendo dal Corriere della Sera, che si può dire in prima pagina, ma in realtà forse il termine giusto è in apertura del sito e delle notizie online, ci porta in Spagna. È un'ultima ora, perché il premier Sánchez si dimette e anticipa le elezioni che avverranno il 23 luglio. Questo è avvenuto, una decisione che è avvenuta dopo il tracollo nelle elezioni locali. Qui a destra un contributo video con Luciana Littizzetto che spedisce virtualmente la sua lettera di addio e dà una frecciata a Salvini. Bello ciao, è tutta la vicenda legata all'addio di Fazio alla RAI. Studente sedicenne accoltella professoressa a scuola, è avvenuto ad Abbiategrasso in provincia di Milano, ferite alla testa e al braccio. Le ragioni del gesto, secondo il Corriere della Sera, stanno in 4 note e un 5 nell'interrogazione. Ancora la cronaca di ieri, con una barca che si è inabissata nel Lago Maggiore per 15 metri. Verifiche su capienza e sicurezza, c'erano parecchi
parecchie persone a bordo, credo una ventina, con 4 vittime registrate e un'ipotesi, quella del rientro in ritardo, quindi forse qualche manovra un po' azzardata. Infine le elezioni comunali, i risultati in diretta, quelli li diamo anche noi, però noi ovviamente più legati al Veneto, affluenza in calo al 37,51 e poi ci sono i 7 ballottaggi nazionali. Il sito del Gazzettino, quindi un sito locale, diciamo così, o comunque del nostro nord-est. La notizia più importante, ne parleremo tra poco e poi ci collegheremo anche con Venezia, viene dall'Acqua Verde in Canal Grande. L'ARPAV, improbabile sia un incidente, presente un'elevata quantità di fluorescina, vuol dire che è stato utilizzato un liquido che a quanto ho capito non è dannoso, che serve per diciamo evidenziare le perdite nelle tubature. Bisogna capire cosa è successo, c'è proprio un vertice in prefettura su questo. Chiazza Verde in Canal Grande, episodio deprecabile, serve uno sforzo straordinario per intensificare i controlli, è la dichiarazione del prefetto che poi approfondiremo. Il ballottaggio in Veneto, affluenza in calo, vabbè, ne abbiamo parlato, Vicenza vede Ladogo, Adria e Sona appena il 35,78, l'abbiamo visto prima dalle nostre schede. Infine il caso, a 18 anni si butta dalla finestra dopo la visita psichiatrica, la denuncia della madre, avevo chiesto il ricovero in una casa di cura. Vabbè. Questo è quello che riguarda il Gazzettino. Già che ci siamo, un'occhiata anche a Repubblica, sempre per quanto concerne i titoli principali, cioè le notizie principali scelte da Repubblica. Anche per Repubblica la notizia più importante è quella che viene dalla Spagna: sconfitta elettorale, Sánchez convoca elezioni anticipate, quindi diciamo la stessa notizia scelta dal Corriere della Sera. Poi c'è Mosca contro il senatore americano Graham, che in un incontro con Zelensky ha detto: la morte dei russi è il miglior denaro che abbiamo speso. Insomma, parole che al di là della guerra non sono certo rassicuranti. Poi direi che le altre notizie sono simili al Corriere, con lo studente di 16 anni che ferisce la prof ad Abbiategrasso, anche qui la tromba d'aria che ribalta la barca turistica sul Lago Maggiore. A bordo c'era una festa, 4 morti, recuperato senza vita anche l'ultimo disperso, quindi è un bilancio direi definitivo questo. Torniamo a Venezia, perché abbiamo visto poco fa questa vicenda del Canal Grande colorato di verde, una cosa veramente particolare, e ci sono delle immagini che stanno diventando un po' un caso nazionale, eccole. Perché nelle vicinanze del ponte di Rialto è stata riscontrata una colorazione verde del bacino acqueo. Sono immagini di ieri mattina, di domenica mattina. A seguito dei primi accertamenti condotti dai Vigili del Fuoco, congiuntamente alla Polizia Locale di Venezia e all'ARPAV, il prefetto di Venezia ha disposto l'effettuazione di una riunione di coordinamento interforze in questura, alla quale partecipano Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, che hanno un po' confrontato le immagini che hanno, gli accertamenti svolti per individuare le cause e soprattutto cosa fare per rimediare alla situazione, risolverla. In particolare, allo stato attuale, la sostanza sembrerebbe da considerarsi un tracciante, ovvero un liquido che viene immesso in tutte quelle circostanze nelle quali si verifica una perdita d'acqua, per comprenderne il tragitto seguito, quindi anche, come dicevo, per stabilire eventuali problemi alle tubature. L'azione non è stata rivendicata, in base agli accertamenti non sono emersi, secondo i Vigili del Fuoco, pericoli per la popolazione e per la salute soprattutto della popolazione, e sono in corso, con l'apporto di tutte le componenti della riunione tecnica effettuata, gli accertamenti necessari per capire le cause soprattutto, direi, dell'evento. E poi il prefetto, che insieme al questore ha disposto un'intensificazione della vigilanza in laguna. Un'altra riunione oggi, perché questa è la riunione di ieri, oggi ce ne sarà un'altra. Come dicevo, non ci sono pericoli. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha detto: è il rischio emulazione che più mi preoccupa.
le prime dichiarazioni del prefetto di Venezia, poi probabilmente ne avremo delle altre raccolte dalla nostra redazione, da Ilaria Marchiori in particolare. Sentiamo cosa ha detto proprio appena accaduto questo fatto il prefetto di Venezia. Signor Prefetto, questa mattina c'è stata una riunione qui appunto in prefettura per discutere di quello che è successo ieri a Venezia, che ha lasciato tutti un po' così col fiato sospeso. Quali le novità? Le novità confermano sostanzialmente quello che già ieri abbiamo asserito, e cioè che in fin dei conti si tratta di un tracciante. Viene confermata questa ipotesi, non abbiamo ancora l'esame definitivo da parte dell'ARPAV, però credo che questa ipotesi possa essere valorata, e cioè che è un tracciante. Ovviamente la riunione di stamattina è servita soprattutto a fare il punto della situazione e innanzitutto a creare un dispositivo che io ritengo che debba essere straordinario per una attività di prevenzione efficace. Ieri c'è stata una risposta corale da parte delle istituzioni, tempestiva, generosa, efficace, intelligente. Oggi però dobbiamo guardare oltre, perché l'attività di prevenzione è un'attività che mira proprio ad evitare che possano accadere anche eventuali atti emulativi. Ciò è stato oggetto della riunione odierna e, ripeto, questo dispositivo che stiamo creando deve rispondere a una esigenza, cioè tutelare in via straordinaria la bellezza di Venezia. Ma per esempio nel caso di ieri come avrebbe agito questo dispositivo? No, allora il rischio zero ovviamente in questi casi non esiste, però noi dobbiamo porci la domanda se tutto ciò che noi stiamo facendo è il massimo che noi abbiamo il diritto, dovere di fare. La risposta di oggi è proprio questa, cioè noi abbiamo la necessità di essere presenti nei limiti del possibile e nei limiti delle risorse disponibili, perché bisogna sempre fare i conti con le risorse disponibili, però l'episodio di ieri ci insegna che determinati luoghi simbolo devono essere presidiati. Non c'è stata alcuna rivendicazione? Al momento no. Al momento no, quindi l'attività dal punto di vista dell'individuazione dei responsabili sta andando avanti, perché sta operando la Polizia Locale di Venezia, però ripeto, il tavolo prefettizio guarda oltre, nel senso che mira proprio ad rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione. Comunque le analisi effettuate finora, anche se sappiamo che ne mancano alcune, non danno alcun pericolo per la popolazione? Al momento no, ripeto, però dobbiamo sempre attendere in via definitiva l'esito di queste analisi. Beh, è chiaro, poi magari aggiornamenti ce ne sono sicuramente, infatti tra un po' ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori per avere un altro po' di informazioni. Vediamo se vi riesco a mostrare un altro sito prima di andare al prossimo servizio. Eccolo qui, vi mostro il Mattino di Padova, perché insomma la notizia del giorno è quella legata alla ZTL. Come sapete ci sono le telecamere che controllano gli accessi nella zona diciamo blu, come si chiamava prima, insomma la ZTL, la zona a traffico limitato della città. Si inizia il 29 maggio, quindi insomma ci siamo ormai ed è proprio oggi, con tutte le informazioni utili, cioè ci sono parecchie telecamere in più. Vediamo sempre il Mattino che ci parla di soprattutto telecamere che registreranno anche l'uscita dei mezzi, quindi non soltanto l'entrata in ZTL, perché magari c'era chi entrava, aveva dei permessi a tempo e rimaneva chissà quanto all'interno, anche magari in buona fede. Però adesso la rivoluzione è che verranno rilevate anche le targhe in uscita. Poi ci sono le corsie degli autobus che faranno scattare multe, perché ci sono due tratti critici, via Cavazzana, in Prato della Valle, e poi quella di via Tommaseo. Sono due
2 corsie che spesso vengono percorse anche dalle auto, e anche qui ci sarà una telecamera che controllerà. Infine altri varchi a protezione in via Leopardi, c'è tutto l'elenco delle corsie lungo le quali, ricordiamo, possono transitare solo gli autobus, i taxi, il car sharing, le moto, le biciclette e i monopattini elettrici. Insomma, un importante e interessante articolo, ma sicuramente anche i nostri notiziari ne riporteranno ampiamente i contenuti e appunto queste grosse novità. Adesso ci spostiamo a Treviso perché un equipaggio, anzi l'equipaggio di un'ambulanza di Treviso Emergenza è stato aggredito da un 21enne in stato di alterazione, accaduto a Selvana, e allora andiamo un po' a ripercorrere la cronaca di questo evento. Chi è in front office, quindi pronto soccorso, i nostri psichiatri, i nostri infermieri, in psichiatria di pronto soccorso sono ogni giorno, ecco, purtroppo a rischio di questo tipo di violenze che possono essere psicologiche, quindi verbali, ma anche come in questo caso di aggressione. 5:15 del mattino, quartiere di Selvana, un 21enne a terra è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118, ma gli operatori si sono ritrovati davanti un soggetto violento. Sono arrivati sul posto infermiere e l'autista e hanno trovato questo signore, questo giovane, sostanzialmente ancora non proprio lucido, orientato, era per terra, la bicicletta era più avanti, caduta più avanti, e loro volevano valutare giustamente lo stato della persona. L'infermiera si è avvicinata ed è stata aggredita e ha dovuto scappare, per cui è stata poi aiutata dal nostro autista, che ringrazio, che è stato mosso una mano dal medesimo. Sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia. Un equipaggio delle volanti ha calmato il giovane, accompagnandolo poi al pronto soccorso. Ancora da stabilire le cause dell'alterazione. Con massima solidarietà ai operatori. Adesso anche capiamo quanto difficile sia fare questo mestiere e perché ci sono poche vocazioni, perché quando una persona che fa il proprio dovere tenta di salvare qualcuno, di aiutare qualcuno, viene aggredita, voi capite che effettivamente questi messaggi non sono certo positivi per un giovane che vuole intraprendere questa carriera. La tendenza è quella di un aumento di casi di questo genere, spiega Benazzi, ma l'umanizzazione di cui tanto si parla, conclude il direttore generale, non va perseguita solo da parte dei sanitari, ma anche da parte dell'utenza. È una cronaca molto antipatica questa, sono episodi che si verificano anche a livello nazionale, ma ovviamente poi quando accadono qui vicino danno ancora più, mettono ancora più preoccupazione e anche in un certo senso stupiscono, però accadono, quindi bene che l'ULSS di Treviso abbia subito preso in mano la situazione, vedremo come si svilupperanno le cose. È anche amara la diciamo, riflessione che in effetti insomma, così sembra più difficile trovare persone disposte a fare questo mestiere. Sempre la cronaca nei giorni scorsi ci aveva raccontato del ritrovamento del corpo di Anica Panfile, una giovane mamma che insomma era stata trovata morta. Adesso ci sono le indagini da una parte, si andava verso il filone dell'indagine per omicidio, alla fine quello che è stato determinato, e ci sono anche i timori per la sorte dei suoi bambini, se non sbaglio ne ha 4, quindi sentiamo un po' il punto della situazione. Le preoccupazioni di Anica, i suoi problemi economici e poi quell'ultima persona che ha incontrato, che conosceva e che al culmine di un diverbio l'ha uccisa da disarmato, disfandosi poi del corpo. Da una parte le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica che proseguono senza sosta per dare un'identità all'omicida della mamma 31enne di Via Ronchese, dall'altro i timori per la sorte dei suoi bambini, i 3 piccoli avuti con l'ex marito, un suo connazionale, mentre la minore è nata dalla relazione con il compagno Luigino De Biase. L'ex marito sarebbe arrivato a Treviso nelle ultime ore dalla Romania. Verso di lui in passato la donna avrebbe sporto denuncia, poi 5 anni fa la separazione. Giovane Anica Panfile, con un passato non facile e i tanti sforzi per crescere i suoi bambini, al punto da chiedere aiuto alla comunità di Sant'Egidio, soprattutto per far fronte alle spese mediche di cui potevano avere bisogno i figlioletti, mentre per quelle ordinarie cercava di arrangiarsi. Tutto quello che aveva lo spendeva per loro, confermano dalla comunità, dove è partita una raccolta fondi per sostenere proprio
proprio i bambini, mentre ancora si attende di fare luce sulla tragica fine di Anika, forse gettata in acqua dal ponticello sullo scolo del canale della Vittoria a Spresiano, dove qualcuno ha deposto fiori e lumini, e poi ritrovata su un isolotto lungo il Piave con addosso ancora i vestiti con cui era stata notata ad Arcade per l'ultima volta 10 giorni fa. E allora vedremo anche qui che sviluppi ci sono. Vi ricordo che siamo su Focus TG, sono vi do l'orario preciso così non dovete guardare, 12:29, fidatevi di me. Abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme, stiamo parlando di attualità, cronaca che arriva dai nostri territori, poi ci collegheremo ancora con i nostri colleghi dalle varie redazioni, così scopriremo dove sono. Abbiamo già visto Luisa Bertini da Vicenza, ovviamente a Vicenza sono tutti impegnati i nostri colleghi sul ballottaggio di oggi, fino alle 15 si vota e poi ovviamente l'analisi di quello che è accaduto nelle urne. Credo non servirà moltissimo tempo per avere i primi risultati. Ad occuparsene sarà Filippo Fois, perché noi alle 13:30 ci saluteremo e poi ci ritroviamo questa sera a Focus alle 21:15 per commentare la giornata elettorale veneta, ma non solo, con i nostri ospiti, mentre Filippo Fois alle 13:30 prenderà le redini della diretta e seguirà fino ai telegiornali quello che riguarda proprio la tornata di ballottaggio di oggi, le elezioni, anche in parte sicuramente i risultati, anzi è facile che durante questa diretta arriveranno anche i risultati definitivi, quindi gli eletti, siamo un po' tutti curiosi soprattutto di capire cosa succederà a Vicenza, dove c'è il ballottaggio e dove tra i due sfidanti, Francesco Rucco e Giacomo Possamai, la differenza nel primo turno è stata veramente minima, mi pare un 2%, quindi tutto da vedere quello che accadrà oggi, ieri e oggi, ecco, sono i 2 giorni del voto, e da oggi dopo le 15 avremo i primi risultati. E torniamo alla cronaca e andiamo a Macerata con i ladri in azione in pieno centro. Ignoti si sono introdotti in un'agenzia immobiliare rubando soldi e gioielli, tra l'altro un'agenzia molto conosciuta nel comune. La titolare dice: mi hanno portato via i ricordi di mia madre, chi ha visto qualcosa ci aiuti, e su questo furto indagano i carabinieri. Hanno portato via anche i gioielli di mia madre, gli unici e ultimi ricordi che ho di lei. Se avete visto qualcosa, cari compaesani, aiutatemi. Sono parole soppesate e sofferte quelle che Marta Perocco affida ai social per raccontare il furto subito nella propria agenzia immobiliare gestita con il padre Paolo nel cuore di Macerata, in via Caccianiga, nella notte tra venerdì e sabato. È 00:30 quando ignoti si introducono nel negozio. Lo fanno, racconta lei stessa, dalla porta principale come fosse fatta di burro. La cassaforte viene scassinata, probabilmente forzata con una smerigliatrice. Oltre ai monili vengono asportati i documenti dell'attività e i risparmi personali di una vita. Si parla di una cifra elevata, ma non c'è ancora un ammontare preciso. I carabinieri stanno già setacciando le telecamere della zona. Quello che sembra certo è che i delinquenti hanno agito indisturbati e senza disturbare. Voi eravate in casa? Sì, era 00:30, eravamo a letto. Sì, non ho sentito niente, non ho visto niente e purtroppo mi dispiace. La zona non è nuova a episodi di questo tipo, anzi, nell'agosto dello scorso anno 2 uomini avevano rapinato la parafarmacia a fianco dopo un lungo appostamento. Un episodio che aveva allarmato lo stesso Paolo Perocco, che aveva raccontato la sua angoscia ai nostri microfoni. Mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. A meno di un anno il copione si è ripetuto, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. Perocco è però scosso. In questo momento no, ci sentiamo domani che devo verificare alcune cose. Non volete proprio dirci niente? No, per adesso decidiamo domani. Ma lei pensa che ci sia un collegamento con la parafarmacia dell'anno scorso? No. Non c'entra niente. Ora bisogna capire se i ladri fossero a conoscenza del fatto che all'interno della cassaforte c'erano i gioielli di famiglia, un dettaglio non da poco sul quale si stanno concentrando i carabinieri.
Ecco, questa era ancora cronaca. Adesso andiamo a questo furto a Macerata, andiamo invece nel Bellunese, a Feltre per la precisione, con una maratona di lettura, un momento di partecipazione un po' sicuramente per tutta la città, e una maratona di lettura che serve anche un po' a conoscere meglio i luoghi caratteristici di questa città, cioè di Feltre. Vediamo. Vai a vedere, che aspetti? Vai, corri! 18ª edizione della Maratona di Lettura di Feltre, appuntamento culturale che si è ormai ricavato uno spazio a livello regionale e non solo, grazie alla qualità degli ospiti, al lavoro organizzativo dell'Ufficio Cultura del Comune e ai molti volontari impegnati. È un'iniziativa che sta riscuotendo un successo notevole. Abbiamo a tutti gli appuntamenti una presenza superiore a tutte le aspettative e soprattutto notiamo che la gente aumenta di appuntamento in appuntamento e dagli sguardi si vede che è condiscendente e gradisce la modalità di queste letture che vengono fatte e che vengono proposte. Dopo che la prima fu incentrata su Buzzatti, la rassegna di quest'anno, dedicata a Niccolò Ammaniti, presente a Feltre, ha visto in campo 6 associazioni impegnate negli 11 appuntamenti disseminati in vari punti della città nelle 3 giornate della maratona. Ovviamente tutto questo si rende possibile perché abbiamo tanti volontari, credo che alla fine siano i lettori, siano una cinquantina quelli che si alternano nelle varie sedi, nei vari luoghi, e quindi a loro va il plauso e soprattutto il merito per essere riusciti a rendere queste giornate per la nostra comunità particolarmente importanti. Dunque, adesso torniamo a Venezia. Abbiamo un po' prima raccontato cos'è successo con questo Canal Grande diventato verde, ma gli aggiornamenti ce li dà Ilaria Marchiori, perché di buon mattino ha cominciato a percorrere il Canal Grande, è arrivata fino alla prefettura, che è quasi in fondo, quasi a San Marco, quindi un bel tratto di strada. Ilaria, raccontaci se hai visto ancora qualcosa e poi cosa è successo in prefettura, naturalmente. A te. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo stati appunto in prefettura, dove questa mattina c'è stata una riunione tra il prefetto, ovviamente convocata dal prefetto, insieme ai tecnici di ARPAV e ai vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine, quindi Guardia di Finanza, Carabinieri, la questura e ovviamente era presente anche la polizia locale che sta conducendo proprio le indagini nello specifico. Poi dopo la prefettura siamo tornati a Rialto, in questa zona dove proprio ieri l'acqua si vedeva di questo verde fluorescente. Come vedete ora è tornato tutto perfettamente alla normalità. L'unica cosa di verde che si vedono sono le alghe qui sui gradini, come vedete. Non sono fluorescenti ma sono di un bel verde carico. L'acqua invece è tornata ad essere quella che vediamo quotidianamente qui a Venezia. Anzi, a onor del vero, già dal tardo pomeriggio di ieri l'acqua iniziava a non essere più fluorescente, però ovviamente, come potete immaginare, all'inizio questo ha destato anche parecchia preoccupazione. Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco e anche i tecnici di ARPAV per prelevare dell'acqua con la sostanza e cercare di capire di che cosa si trattasse. Ovviamente le prime analisi hanno dato esito diciamo negativo, nel senso che non erano pericolose. Non sono ancora terminate perché mancano ulteriori analisi, ma il pericolo sembra scongiurato. Vi dicevo che appunto questa mattina in prefettura c'è stata una riunione e allora sentiamo come è andata, cosa ne è emerso proprio con l'intervista realizzata insieme al prefetto che l'ha convocata, Michele Di Bari. Signor Prefetto, questa mattina c'è stata una riunione qui appunto in prefettura per discutere di quello che è successo ieri a Venezia, che ha lasciato tutti un po' così col fiato sospeso. Quali le novità? Le novità confermano sostanzialmente quello che già ieri abbiamo asserito, e cioè che in fin dei conti si tratta di un tracciante. Viene confermata questa ipotesi. Non abbiamo ancora l'esame definitivo da parte dell'ARPAV, però credo che questa ipotesi possa essere valorata, e cioè che è un tracciante.
Ovviamente la riunione di stamattina è servita soprattutto a fare il punto della situazione e innanzitutto a creare un dispositivo che io ritengo che debba essere straordinario per una attività di prevenzione efficace. Ieri c'è stata una risposta corale da parte delle istituzioni, tempestiva, generosa, efficace, intelligente. Oggi però dobbiamo guardare oltre, perché l'attività di prevenzione è un'attività che mira proprio ad evitare che possano accadere anche eventuali atti emulativi. Ciò è stato oggetto della riunione odierna e, ripeto, questo dispositivo che stiamo creando deve rispondere a una esigenza, cioè tutelare in via straordinaria la bellezza di Venezia. Ma per esempio nel caso di ieri come avrebbe agito questo dispositivo? No, allora il rischio zero ovviamente in questi casi non esiste, però noi dobbiamo porci la domanda se tutto ciò che noi stiamo facendo è il massimo che noi abbiamo il diritto, dovere di fare. La risposta di oggi è proprio questa, cioè noi abbiamo la necessità di essere presenti nei limiti del possibile e nei limiti delle risorse disponibili, perché bisogna sempre fare i conti con le risorse disponibili, però l'episodio di ieri ci insegna che determinati luoghi simbolo devono essere presidiati. Non c'è stata alcuna rivendicazione? Al momento no. Al momento no, quindi l'attività dal punto di vista dell'individuazione dei responsabili sta andando avanti perché sta operando la Polizia Locale di Venezia, però ripeto il tavolo prefettizio guarda oltre, nel senso che mira proprio ad rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione. Comunque le analisi effettuate finora, anche se sappiamo che ne mancano alcune, non danno alcun pericolo per la popolazione? Al momento no, ripeto, però dobbiamo sempre attendere in via definitiva l'esito di queste analisi. Avete dunque sentito le parole del prefetto di Bari, si deve ancora attendere l'esito delle ultime analisi, ma al momento il pericolo sia per la popolazione che per la laguna sembra scongiurato. Nessuna rivendicazione, aspettiamo di capire, anche rimanendo in costante contatto con la polizia locale, il comandante Marco Agostini, a quale punto sono le indagini, sperando si riesca a scoprire chi è stato a colorare così la laguna. Ricordiamo che ieri per la città era anche una giornata particolare perché si è svolta la Voga Longa, per cui c'erano anche moltissime persone, oltre che qui lungo le calli proprio in acqua, perché si è svolta la Voga Longa, quindi insomma una giornata così. Questo è il bello anche di Venezia, ogni tanto c'è del folklore, fortunatamente, perché comunque alla fine tutto si è risolto per il meglio. Io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie. Insomma, visto che non è accaduto nulla di grave per la salute dei cittadini, fai bene insomma, a chiudere con un sorriso. Infatti immagini sempre molto suggestive da Venezia, grazie a te, grazie a Sandro Ponchio che ci avete portato con voi a rialto proprio per vedere qual era con i vostri occhi la situazione. Adesso andiamo a Treviso, ma non solo, perché insomma è un tema abbastanza molto importante, ma soprattutto che interessa a tutti, perché sono 60 persone attualmente, soprattutto giovani, supportate dal Filo di Simo, una realtà che si occupa del contrasto alla depressione e ai suicidi. Ieri sera, per raccogliere i fondi, una serata a Villorba con i Rockets. Noi abbiamo già avuto finora, siamo arrivati ad avere 135 contatti da utenti e ne abbiamo 60 ragazzi in accoglienza. Il problema forse in questo momento è che non vediamo una curva discendente, ma vediamo invece un picco ascendente. È una fotografia amara ma realistica, quella scattata dal Filo di Simo, associazione che ormai da 2 anni si occupa di contrasto ai suicidi e alla depressione, soprattutto tra i più giovani. Una onlus che Ivan Scremina ha dedicato al figlio Simone, morto il 18 febbraio 2021 a causa di un gesto estremo. L'associazione oggi si è spostata, grazie anche a un team di psicoterapeuti, a far clinica. Clinica significa
fare la psicoterapia ai ragazzi, anche in questo momento alle persone più adulte, in maniera tale che si possa raccontare una storia diversa da quella che era la storia di Simo. Concretamente, grazie a una continua collaborazione con istituzioni e privati, il filo di Simo è in grado di aiutare chi ha difficoltà anche economiche nell'affrontare un percorso di psicoterapia. È una sinergia che nasce perché noi come famiglia abbiamo cercato di coprire quelle che a noi nel nostro caso sembravano delle situazioni un po' difficili, quindi la psicoterapia è importante e in certi casi ha dei costi che non tutte le famiglie possono supportare, quindi l'idea era quella di far sì che chi non potesse sostenere le psicoterapie, l'associazione interveniva in parte o in toto. Dialogare con i giovani, restituire fiducia, lenire le ferite dell'anima. Per farlo serve l'aiuto di tutti. Anche per questo è stato un successo l'evento organizzato al Palateatro di Villorba con il patrocinio del comune, proprio per raccogliere fondi. Una serata con i mitici Rockets e il loro Space Rock, un modo per unire le generazioni. Grazie a Cristian Arboito per questo servizio. Adesso ci teletrasportiamo immediatamente ad Asolo, ovviamente immagini bellissime perché quella è la bellezza della zona. C'è Lucio Zanato, parliamo di viticoltura, parliamo insomma ovviamente credo di sostenibilità, insomma, quello che riguarda il nostro territorio, l'uomo e quello che ovviamente ne viene fuori. Lucio, raccontaci, a te la palla. Beh, insomma, intanto Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, e la cosa più bella che vi faccio vedere in questo momento è questo spettacolo, questo paesaggio che è il paesaggio del Grappa, poi della Pedemontana del Grappa, delle colline dell'Asolano e poi verso San Zenone, insomma un territorio unico che è il nostro territorio. Siamo qui perché un'importante azienda della diocesi di Asolo ha deciso di investire anche su percorsi naturalistici all'interno della produzione. Però prima vi faccio vedere Gabriella Dorio, che insomma non occorre presentare, che si mangia le ciliegie perché lei, appunto, siccome questo è un percorso, ha deciso di farlo di corsa, giusto? Buongiorno, beh, è un percorso bellissimo fra l'altro perché ci sono delle salite, delle discese che dove abitavo non avevo e quindi per l'allenamento sarebbe fantastico. Sono tenute benissimo queste colline, quindi io sono felice di essere qua oggi per vedere questi percorsi. E Sì. qualche consiglio per chi andrà, diciamo così, a percorrerli un po' per sport e un po' anche per diletto? Ma la cosa più semplice è andare piano, perché se si va piano si comincia un po' alla volta e poi per migliorare è la costanza che paga, quindi il lavoro paga sempre in qualsiasi ambito. E quindi diciamo passo di montagna per andare in collina? No, tranquillamente, perché si può iniziare a correre, a camminare anche a 80 anni, quindi l'importante è andare piano e fare le cose per gradi. Ecco, allora grazie alla testimonial, perché andiamo di velocità, grazie, la lasciamo alle ciliegie e andiamo invece da il nostro Antonio Dalbello, che invece è, diciamo così, l'imprenditore che ha investito qui. Perché fare questo percorso naturalistico all'interno dei filari del Prosecco? Questo sentiero, questo percorso ha questa motivazione facilissima, che è il percorso della nostra vita. È percorrere 3 generazioni, dove noi siamo partiti dal 1906, proprio qui alle mie spalle, dove c'era la cantina vecchia cosiddetta il Canevon. Lì si produceva il vino bianco dei Colli Asolani. Oggi vogliamo tenere questa storia, questa cultura che non c'è più, per andare avanti con l'innovazione, per riuscire a portare sempre di più la nostra qualità a livelli alti internazionali. Però bisogna dire che lei si è emozionato perché quando raccontava la sua storia diceva: qui noi eravamo mezzadri, cioè facevamo la fame. Esatto, proprio così. Tutte le famiglie, la nostra come le altre Dalbello, viene dalla povertà, dalla mezzadria, sicché divideva raccolto ogni anno. E poi negli anni 50 mio padre, Dalbello Vittorio, ha iniziato un po' a diventare un piccolo imprenditore. Da là è iniziata l'avventura che oggi abbiamo, la nostra azienda che produce l'Asolo Prosecco di OCG superiore. Ecco, quanto vi ha cambiato la vita questa denominazione? Lei lo diceva prima, vi ha proprio cambiato la vita qui. Allora, non eravamo niente, ma avevamo una terra vocata per grandi vini. Nel 2009 è successo quello che nessuno si aspettava. La nostra zona è diventata fra le più importanti al mondo.
la DOCG superiore. Asolo è diventata una delle 80 zone più importanti al mondo, con una denominazione, con un'origine e una garanzia che danno i produttori. Ecco, però il messaggio ai produttori è di investire sia ancora nel prosecco, ma investire anche nel territorio, perché bisogna sviluppare turismo, mi pare di capire, perché voi il percorso questo qui lo fate per avere turisti. Allora noi oggi siamo arrivati a un momento importante dove dobbiamo riflettere noi come azienda e anche i nostri colleghi cosa fare in futuro. Non sono più adesso gli anni di avere una cesta in più di uva, ma avere una cesta di qualità che rappresenti l'origine di questa terra, e così noi possiamo garantirci un grande futuro, essere vino della terra di origine. Ecco, allora però lasciamo Dal Bello e troviamo invece il sindaco di Asolo, perché quando si parla di turismo questo è un bel movimento turistico, insomma avere anche i percorsi naturalistici per una città di 100 orizzonti, che pubblicità non gli serve così creare qualche diversivo rispetto ai percorsi normali, perché voi di turismo ne avete sempre in crescita. Sì, ne abbiamo, però non bisogna vivere negli allori, assolutamente. Per cui abbiamo la necessità anche di questi eventi, abbiamo la necessità di promuovere Asolo all'interno delle terre di Asolo del Monte Grappa, abbiamo la necessità di lavorare comunque in sinergia con chi ci sta attorno. Uno degli assi portanti, oltre alla cultura, nel caso di Asolo, è anche la riscoperta dei sentieri che portano il turista a visitare le bellezze e le eccellenze del nostro territorio. Che si chiamano prodotti enogastronomici o che si chiami biodiversità, il tema fondamentale resta la biodiversità, l'ambiente e in un certo senso anche una possibilità di antistress, quindi portare il turista a vivere tutti i nostri territori nel modo più tranquillo possibile. Pensa Federico che questo è un percorso naturalistico, ma qui a due passi c'è anche il cimitero di Sant'Anna, cioè di Asolo, dove riposano nomi come Freya Stark e Eleonora Duse, perché uno che si fa il giro, viene per di qua, mangia 2 ciliegie come ha fatto la testimonial, chiacchiera con i sindaci, magari beve un'ombra di prosecco e poi va anche a fare un passo nella storia, giusto per raccontare che territorio abbiamo e come ce lo dobbiamo giocare bene. Grazie sindaco. Andiamo invece, proprio per giocarlo bene, con Claudio Sartori, che oltre che essere sindaco di Cornuda è anche il delegato alla viabilità della provincia di Treviso. Noi possiamo vendere bene questo territorio se è ben collegato. Che novità ci sono? È ben collegato, perché ricordo che è stata aperta da poco, insomma in questi anni, la Pedemontana Veneta, quindi è una direttrice che ci collega con tanti territori in maniera molto più veloce, quindi questo è già un segnale importante per tutto quello che è la nostra zona. Dall'altra sicuramente ci sono strade turistiche che devono essere anche riconsiderate, però voglio dire in particolar modo per questa zona insomma, che la provincia c'è con investimenti manutentivi, ma penso all'investimento più importante che stiamo facendo, che sono quasi 1 milione di euro, un po' più. Sì, siamo lì come cifra sulle gallerie del Grappa, che erano un tasto assolutamente dolente di quella viabilità e che insomma con la fine di luglio dovremo consegnare il cantiere. Un ritardo di qualche settimana per questioni del maltempo, però insomma alla fine ci siamo e quindi potremo dare al territorio del Grappa, ai Malgari, a chi comunque vuole passare l'estate in queste zone sicuramente un'opera completata. Ecco, possiamo allora prendere un impegno con i Malgari che stanno guardando attraverso Rete Veneta, quindi tutta la fascia della Pedemontana del Grappa, tutti al Bassanese, tutti quelli che vogliono farsi il giro tra Trevigiano e Bassanese, che almeno ad agosto questa strada sarà aperta. Gli impegni ci siamo sempre presi e effettivamente il cantiere è stato finanziato, è partito e alla fine è nei tempi previsti. Poi, come ho detto, poi il maltempo a volte incide soprattutto in quella zona che è a 1500 metri, quindi ecco anche un cantiere abbastanza particolare, ecco. Però l'impegno ce lo siamo presi in più di un'occasione, anche andando direttamente a Pieve, organizzando qualche riunione, e alla fine abbiamo rispettato l'attenzione che la provincia
da verso il massiccio del Grappa e tutte le strade, naturalmente la viabilità di collegamento a questo territorio. Grazie a Claudio Sartore. Per ultimo invece, visto che stiamo parlando di Grappa, parliamo anche di questo, diciamo così, di questa area di biosfera, no? La biosfera, il MAB del Grappa, con Annalisa Rampin, oltre che essere sindaco di Pieve del Grappa, è anche il referente, insomma, di questa realtà. Come stiamo andando? Stiamo andando bene, nel senso che stamattina abbiamo visto un esempio virtuoso di quella che è la collaborazione tra tutti all'insegna della riserva di biosfera. Il segreto della riserva di biosfera è proprio quello di andare a valorizzare le attività dell'uomo all'interno di una biodiversità particolare, quindi questo non è che un esempio virtuoso di quello che ciascuno di noi può fare, andare a riscoprire percorsi da offrire al turista, da offrire alle scuole, ma anche andare a valorizzare le proprie attività produttive nel segno della sostenibilità. Quindi mi auguro che tutto questo percorso di collaborazione vada avanti. Il Grappa sta diventando sempre più frequentato in maniera consapevole, perché chiaramente il Grappa è un territorio fragile che ha bisogno di turisti consapevoli dei luoghi in cui si trovano, luoghi sacri ma anche luoghi con una biodiversità particolare. L'intervento, che non è una toppa fatto dalla provincia ma è un intervento definitivo sulle gallerie, ci auguriamo appunto come previsto che aprano per luglio, quindi dà un'ulteriore risposta a chi vuole vivere il Grappa a 360 gradi. Ecco, ma questo organismo può dare una mano ad esempio ai tanti magari che stanno ancora pensando se andare su quest'anno, perché con i costi che sono aumentati, con i problemi che ci sono costantemente, sta diventando veramente una fatica. E poi il problema è che se non vanno su loro, chi è che gestisce la montagna? Bravissimo, il tema dei pascoli è un tema di primaria importanza e di grande attenzione. Esatto, sono veramente bravissimi, soprattutto quei tanti giovani che decidono di portare avanti l'attività agricola. Oggi la riserva di biosfera diventa uno strumento per poter accedere a tutta una serie di opportunità. Adesso fondi? Sì, anche fondi, ma abbiamo il tavolo tra l'altro istituito proprio da APROLAB per le malghe del Grappa, dove appunto si stanno mettendo in luce quali sono le criticità ma quali possono essere anche le opportunità. Stiamo cercando di partecipare con Veneto Agricoltura ad un live con un progetto proprio sul pascolo montano, in modo da attivare delle risorse che possono avere ricaduta per i nostri agricoltori. Ci auguriamo che possa vedersi premiato in Europa, però è un percorso sicuramente complicato. Avere a fianco nostro Veneto Agricoltura ci dà forza, perché la forza di avere qualità e persone competenti che ci aiutano e sono al fianco dei nostri malgari per preservare il nostro territorio. Ecco Federico, l'ho tenuta per ultima proprio perché il messaggio deve essere che tutto questo serve a tenere la gente qui in collina, qui in montagna, perché se non teniamo la gente in questi luoghi a mantenere le nostre montagne, le nostre colline, succede quello che è successo in Romagna ed è successo nella zona dell'Appennino, cioè viene giù tutto. E quindi per questo è importante un percorso naturalistico, per questo è importante un'imprenditoria che investe e ha reddito su questi territori. Se non hai domande restituisco la linea. No, grazie, non ho domande Lucio, per il semplice fatto che parto, abbandono Focus TG, in bicicletta sono lì fra poco, perché se tu calcoli i chilometri per il fuso orario, tra 5 minuti sono lì. Grazie Lucio, naturalmente non mi permetterei mai di abbandonare i nostri amici di Focus TG, quindi siamo qui e rimaniamo qui fino alle 13:30. C'è già Lucio ad Asolo che ci ha raccontato bene quello che sta accadendo e soprattutto quello che accadrà su tutti i fronti, turismo, agricoltura, i vini, eccetera. Quindi benissimo e grazie a Lucio. È il momento di fermarsi per un attimo, però facciamo una brevissima pausa, poi torniamo e usciamo di nuovo dallo studio perché andiamo ad Arzignano con Luisa Bertini. In punto, anzi fra qualche secondo le 13, rimaniamo insieme fino alle 13:30 con Focus TG, poi alle 13:30 lascerò il posto a Filippo Fois per parlare di elezioni, una lunga maratona che si concluderà poi nel tardo pomeriggio per commentare l'esito dei voti anche nei comuni veneti. Poi, dopo tutta la pagina dei nostri notiziari, andremo di nuovo, anzi torneremo proprio in questo studio con Focus, con i nostri ospiti per il consueto approfondimento e ovviamente ancora elezioni protagoniste, direi, oltre al resto della cronaca. Vi avevo annunciato che uscivamo dallo studio, che saremmo usciti dallo studio andando ad Arzignano nel Vicentino. Prima però mi ero dimenticato che c'è una pagina che arriva da Bassano sui lupi,
con i nostri colleghi della redazione di Bassano, guidati da Ferdinando Garavello, che si occupano spesso di questo tema così sempre più purtroppo di attualità, e su questo tema è intervenuto anche il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, che era presente in provincia di Padova per un convegno. Sentiamo cosa ha detto sul tema dei lupi. Questo è anche una conseguenza dell'urbanizzazione che ci ha portato ad abbandonare le campagne e quindi automaticamente abbandonare alcune vallate ha portato a una crescita di alcune specie che erano in un numero molto più ridotto. L'azione viene vista a livello europeo, non solo a livello nazionale. Certamente bisogna trovare dei meccanismi di limitazione. Dico una cosa, il lupo di per sé stesso non attacca l'uomo, però attacca gli animali e quindi è un problema. Secondo, il pericolo sono gli ibridati, quella parte di lupi, e sono la quantità probabilmente prevalente. Su quello noi ci basiamo su ISPRA ci fa i monitoraggi e le valutazioni e naturalmente anche i consigli scientifici sulle azioni. Quindi questo è il commento in parte rassicurante, in parte insomma comunque che testimonia una certa preoccupazione che c'è anche tra le istituzioni sulla vicenda lupi. Perché? Perché la cronaca ci racconta di altre predazioni che sono avvenute. L'assessore regionale dello sviluppo economico Marcato lancia un appello: alleggerire la pressione, serve un intervento immediato, ha detto. Sentiamo il servizio. Manca una manciata di giorni all'inizio della stagione dell'alpeggio. Molti allevatori stanno già caricando le malghe nell'altopiano dei 7 comuni. Tornano in azione i lupi. Nelle scorse ore i selvatici hanno ucciso e divorato un'asinella nella zona di Campo Mezzavia, a 2 passi dalla strada che da Conco porta al Turcio e nel cuore del comprensorio. Immagini che si accavallano con quelle delle altre predazioni e che colpiscono al cuore. Io ho visto immagini di vitelli agonizzanti, sbranati a vivo, che io se fossi un animalista non so, perché non ho capito perché il lupo non si può abbattere, ma si può abbattere il vitellino che rimane lì ore e ore agonizzante con le viscere, eviscerato. Non capisco, cosa facciamo? La classifica degli animali, uno può morire di sofferenza e uno no. Gli allevatori sono arrabbiati, si sentono soli proprio come i cittadini altopianesi. Ma c'è un altro stato d'animo che si sta diffondendo: la paura dei lupi, degli orsi, dei selvatici, del fatto che nessuno faccia nulla per rispondere alle esigenze del territorio. C'è già molta paura, è assolutamente giustificata. E purtroppo questo è un paese strano, perché noi interveniamo sui lupi quando il lupo farà qualcosa di inaudito, e allora là tutti inizieremo a preoccuparci. È del tutto evidente che la convivenza con questi numeri diventa difficile. Serve un programma per ridurre la pressione sui territori. Che cosa si può fare? Chiediamo all'assessore. Va ridimensionato il peso che hanno questi numeri sui nostri territori. Non c'è nulla da fare. D'altronde il lupo può fare. Il lupo non è che non può fare altro, non è che è colpa sua. Però evidentemente bisogna trovare un sistema possibile di convivenza e senza mettere a rischio di vita i nostri figli, i nostri amici. Ed ecco l'appello alla politica nazionale ed europea sul tema dei lupi e dei grandi carnivori. La politica deve fare una cosa che è molto rara in Italia: assumersi responsabilità con un po' di coraggio. Non sono caratteristiche proprio così diffuse nella nostra classe dirigente. Speriamo, io sono sempre ottimista. Allora, il tema che fa discutere è quello dei lupi. Vi avevo anticipato che saremmo usciti dallo studio, andati ad Arzignano per parlare del proiettile alla sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua. Il comitato per l'ordine e la sicurezza è stato convocato dal prefetto ad Arzignano proprio oggi per testimoniare vicinanza al sindaco minacciato. Rientra nella serie di comitati itineranti questa iniziativa indetti dal prefetto Salvatore Caccamo, e allora ci colleghiamo con Arzignano, dove ci sono per noi Luisa Bertini e Daniele Garbin. A voi. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Arzignano in compagnia del sindaco Alessia Bevilacqua, perché proprio adesso è alle battute finali il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato proprio qui dal prefetto per dare un messaggio di solidarietà in merito a quanto accaduto al sindaco un paio di settimane fa.
Sì, un messaggio importante. Il comitato qui oggi anche al di là della mia vicenda personale, ma anche per tutto il territorio, per i cittadini che comunque hanno vissuto la vicenda con sentimenti naturalmente anche di apprensione, no? Quindi oggi con le forze dell'ordine abbiamo fatto un po' il punto della situazione, eventuali criticità, però devo dire da quello che appunto è emerso e che ho vissuto che c'è stato i loro interventi, tutte le forze dell'ordine sono stati davvero tempestivi su questo. E, poi ecco, con la prefettura si è parlato di eventuali progettualità da portare avanti, tipo la videosorveglianza appunto, e a Arzignano posso dire che come dire, siamo sul pezzo, nel senso che da tempo abbiamo portato avanti dei progetti per quanto riguarda il targa system, la videosorveglianza, quartiere sicuro, parrocchie sicure, ecco, quindi ci stiamo lavorando e ci lavoreremo ancora per migliorare sempre di più anche la percezione di sicurezza per i cittadini. Ecco, in merito alla sua vicenda personale, la riassumiamo: un proiettile che le è stato recapitato, subito e tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno identificato poi la persona. Lei adesso come vive la situazione? No, sono abbastanza serena, nel senso che dobbiamo sempre andare avanti con coraggio, mettere appunto da parte la paura. Vediamo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, però come ho già detto mi sento comunque fortunata perché appunto c'è stato questo coordinamento, no, di controlli da parte delle forze dell'ordine, ma spero che la mia situazione appunto sia di esempio anche e testimonianza anche per tutte le altre donne che magari vivono una situazione di stalking o di ossessione o ecco di altro, quindi che serva per questo. Io ringrazio il sindaco di Arzignano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al sindaco, insomma a cui la cronaca che si unisce però a quello che riguarda anche un po' l'educazione civica, ecco, chiamiamola così. Andiamo a Padova, grazie Luisa naturalmente e a Daniele Garbin. Andiamo a Padova, vi avevo parlato qualche minuto fa della nuova organizzazione della ZTL a Padova, degli strumenti, delle nuove telecamere, l'abbiamo visto dai siti, ma come vi avevo anticipato ovviamente se ne è occupata in maniera approfondita anche la nostra redazione. Sentiamo cosa succederà. Novità per la viabilità padovana da oggi lunedì 29 maggio con l'accensione delle nuove telecamere installate nei varchi in uscita e sulle corsie riservate. Attivi quindi i nuovi occhi elettronici che sorvegliano la zona a traffico limitato. Attenzione soprattutto perché ha permessi orari. Sono 5 i nuovi punti di controllo in via Cavazzana, vicino all'abbazia di Santa Giustina, attivo dalle 7 alle 20, in via Leopardi all'incrocio con via Michele San Micheli, anche qui attivo dalle 7 alle 20, in corso Garibaldi, in via Beato Pellegrino e all'incrocio tra via Gozzi e via Tommaseo. Novità anche per i permessi di carico e scarico per i veicoli commerciali. In accordo con le associazioni di categoria, il nuovo orario è dalle 5 alle 11 e dalle 15 alle 17. Dal 1 giugno, inoltre, aumenterà il costo dei biglietti urbani e suburbani. Il prezzo del biglietto passa da 1,30 € a 1,70 € per gli urbani e da 1,50 € a 2 € per le tratte extraurbane. I ticket già acquistati potranno essere utilizzati fino al 31 agosto. Vi ricordo l'appuntamento con le elezioni, oggi anche qui da noi. Prima vi mostro un paio di titoli sul Corriere del Veneto. Uno è Verona, deserti i bandi e le gare per i pediatri, si va avanti con i medici a gettone, quindi le difficoltà insomma, a livello veneto proseguono. E il secondo titolo è proprio sul ballottaggio a Vicenza, Rucco possa mai, la sfida è tra di loro, urne riaperte dalle 7, si può votare fino alle 15 di oggi, abbiamo visto già le percentuali ufficiali fino a ieri sera. Vi ricordo che dalle 13:30 poi ci occuperemo in particolare di queste elezioni con una maratona elettorale che sarà guidata dal mio collega Filippo Fois e quindi si parlerà proprio di quello che saranno i risultati. Dalle 15 e poco dopo avremo i primi risultati. Ecco, poi ci sono altre notizie, l'acqua verde fluo di Venezia, ma insomma ne abbiamo già parlato. Andiamo a Padova adesso
perché abbiamo un altro collegamento, siamo con Valentina Visentin per parlare di Movida, residenti che abbiamo sentito direi una settimana fa circa, che erano delusi perché il comune non aveva acquistato i fonometri, quegli apparecchi per misurare il rumore che loro avevano chiesto, insomma, per cercare un po' di mitigare l'effetto Movida alla sera. E dicono a Milano invece li hanno acquistati, quindi può essere un aiuto sicuramente, direi, per tenere sotto controllo la situazione e quindi insomma rispettare anche i diritti dei residenti. Cosa ne dici, Valentina? Diamo la linea a voi e ci raccontate un po' su questo fronte cosa sta succedendo. Buongiorno da Padova, da Piazza dei Signori, la piazza cuore della Movida della città e diciamo anche cuore di queste polemiche che continuano proprio sulla gestione della Movida, perché dopo che c'è stata la richiesta fatta dalla consulta di quartiere 1 dei residenti del centro che chiedeva di acquistare con un avanzo di bilancio 2 fonometri da piazzare qui nella piazza per rilevare insomma i rumori nelle ore più centrali della Movida, il comune tramite l'assessore Ragona ha risposto di no perché non è di competenza del comune, ma dovrebbe essere ARPA ad acquistare il fonometro. Tuttavia ci sono le controdeduzioni dei cittadini a questa risposta, citando poi l'esempio di Milano, dove invece i fonometri sono stati acquistati. Qui con me c'è Antonia Della Costa, che è la referente dell'associazione presidente dell'associazione dei residenti del centro storico. Questa risposta del comune diciamo rimanda ancora alle polemiche. Certo, l'assessore Ragona è venuto appunto con una responsabile del settore sempre ambiente, più c'era anche un rappresentante dell'ARP, ma appunto come risposta, a parte che la risposta scritta non l'abbiamo vista da parte del comune, quindi cioè, lui è venuto a fare una relazione praticamente su come si muovono per fare questi rilievi. Allora ha sottolineato il fatto che per fare un rilievo bisogna innanzitutto conoscere la sorgente da dove viene questo rumore, e che se anche appunto noi facessimo questo rilievo non sarebbe mai come si dice affidabile, perché c'è sempre l'ambiente, i rumori dell'ambiente che vengono a inquinare, quindi a questo punto insomma si capisce benissimo la non volontà di fare, per cui ha detto che appunto ci vuole, non ha spiegato il motivo per cui non possano appunto applicare questi fonometri, nel senso che mentre Milano l'ha distribuito un po' per tutta la città, Padova no, perché deve essere l'ARPA, è tutto uno scaricabarile, deve essere l'ARPA che lo fa, ecco, quindi a questo punto non ci resta che appunto arrangiarci, fare una causa, ecco, dopodiché forse ne parleremo in termini più diciamo più dettagliati, perché è inutile, no, questo comune è sordo a tutte le richieste, perché non si può andare avanti così. Anche venerdì e sabato c'era una piazza che io ho registrato, ho fatto e quindi se uno vuole le registrazioni della fonte sonora ci sono, perché i bar sono divisi a isole, quindi a questo punto e anche certi bar lanciano musiche dei bassi, che basta solo andare lì nel bar, perché la musica viene dall'interno, prendere appunto il rilievo e dopodiché si sa benissimo qual è il bar responsabile. Ma siccome tutto questo non si vuole fare, quindi a questo punto è solo una presa in giro e sarà ora di smetterla, anche di contattare gli assessori o simili, quindi direi che proprio per questo motivo noi siamo veramente... La misura è colma ormai, basta. Allora ringraziamo Antonia Dalla Costa, residente del centro storico di Padova, e da Piazza dei Signori è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie di tutto, e sì, questa è una vicenda che stiamo seguendo direi piuttosto da vicino, i residenti ma anche il comune, insomma con equilibrio cerchiamo di raccontare quello che accade, le richieste dei residenti ma anche diciamo le motivazioni dei giovani e del comune. Certo, sarebbe bello trovare un compromesso che accontenti tutti. Adesso andiamo nel Trevigiano, a Lutrano di Fontanelle, perché bambini e genitori si sono messi in marcia per salvare la scuola primaria dalla chiusura che è stata annunciata dal comune.
4 passi per la scuola, dalla primaria De Amicis fino al municipio. A compierli almeno 300 persone per chiedere a gran voce al sindaco di Fontanelle Maurina Sessolo di non chiudere il plesso di Lutrano, che verrebbe così accorpato per il prossimo anno scolastico a quello del capoluogo. Questioni di sicurezza sismica e di denatalità le motivazioni del comune, ma i genitori sono agguerriti. Lutrano attualmente conta un centinaio di alunni, metà dei quali residenti nei territori limitrofi di Oderzo, Codognè, Mansuè, Gagliarine, Ormelle e Porto Buffolè, che vanno considerati al pari dei residenti, dicono, una risorsa per tenere aperta la scuola, che anima l'intera frazione anche in termini di indotto e svolge una didattica innovativa per i bambini. Fa parte infatti della rete nazionale Senza Zaino. È caratterizzante il fatto di essere un plesso di dimensioni piccole che comunque trova per i bambini la giusta accoglienza, la giusta dimensione familiare. La scuola è importante non solo per le famiglie ma anche per quella che è la comunità, perché una scuola, secondo il nostro punto di vista, è aggregazione, è vita e è comunità. Chiediamo un progetto per questa scuola, chiediamo sicurezza per i nostri ragazzi e chiediamo tempi rapidi e certi in modo da riuscire a sopravvivere, riuscire ad andare avanti come è sempre stata questa scuola. Al termine della marcia i bambini hanno lasciato sulla porta del municipio letterine e disegni indirizzati al sindaco. Insomma, proteste che vengono dal basso, che devono essere sempre ascoltate dalle istituzioni. Volevo portarvi sempre per via di segnalazioni che arrivano a Vicenza, però lo facciamo e ci andiamo insieme subito dopo una breve pausa. Bentornati, 13:19, Focus TG, fino alle 13:30 siamo veramente andati in tutte le zone del nostro Veneto, da Belluno a Venezia, e quindi insomma un po' di cronaca che ci ha portato di qua e di là, ma anche notizie che arrivano dal territorio e poi insomma le voci dei cittadini che sono davvero fondamentali per noi, sono proprio il punto di riferimento di tutte le nostre trasmissioni. Allora adesso andiamo infatti a Vicenza, nel quartiere Saviabona, un'area della prima cintura del capoluogo vicentino, attraversata dalla circonvallazione, e qui i residenti segnalano molti attraversamenti pericolosi. Vediamo. È appena passata un'ambulanza e l'allarme in questo quartiere, siamo nel quartiere Saviabona, è segnale che questa è una zona insomma, che desta allarme sociale per i pedoni e per il traffico veloce. Abbiamo sentito qua gli abitanti, i residenti, ma anche i commercianti. Sembra proprio che gli automobilisti e soprattutto i ragazzi al mattino nella cittadella degli studi qua vicina non si fermino al passaggio dei pedoni. E infatti vediamo una Madonnina nella rotatoria in questo momento, forse si affida alla fede per poter passare, insomma, attraversare la strada. Andiamo a sentire conferma di queste sono le indicazioni. Sì, è rischioso perché le macchine passano uscendo dalla rotonda, vanno a grande velocità, soprattutto la sera che non si vede niente, è buio. C'è il rettilineo, quindi diciamo le macchine viaggiano a una buona velocità. Si può dire che tanti incidenti con i pedoni li si vedono sempre, quello sì. Io faccio un po' di pista ciclabile, un po' di marciapiedi e effettivamente se adotto queste strategie è perché la strada non è molto agibile. Questa rotatoria qui davanti è impraticabile alle 7 del mattino per la scuola, la cittadella degli studi dà un'affluenza importante. Dalle 7 fino alle 8:30, no? Ci sono tante macchine che passano il semaforo rosso. È tutto un tasardo perché arrivano da tutti i lati e semplicemente si incontrano qua, e anche la sera uguale. Se io sto attento ad attraversare negli attraversamenti corretti non c'è nessun pericolo. Qui qualche volta ogni tanto la gente passa con il rosso perché quando si chiede la chiamata è troppo veloce il passaggio dal verde al rosso. Tempo che scatti il verde, tempo di attraversare veramente la strada e diventa subito giallo, e il giallo dura poco e diventa rosso. Ci vorrebbe un autovelox? Sì, secondo me un autovelox può essere sufficiente, oppure in alternativa anche un vigile che regoli il traffico. La presenza di una divisa sul posto sicuramente può
può aiutare. Sicuramente se ci fossero delle strisce pedonali in più male non fa, perché i ragazzi, anche io, anche loro, le strisce, se ce ne sono poche non andiamo a cercarle. Ci vorrebbero i vigili che seguissi il traffico nelle ore di punta. Ora parliamo del mondo del fumetto, protagonista Villa Manfrin, siamo nel Trevigiano, protagonista anche la nostra Mirella Tuzzato, tanti giovani all'opera, vediamo. Tutta la mia passione per l'arte è nata quando avevo circa 8 anni, che in un giorno di sciopero da scuola sono andata da mia nonna al centro anziani e c'era una pittrice e da lì ho iniziato a prendere lezioni di pittura e poi sono incappata in questa fumetteria a Sant'Antonino e ho iniziato a disegnare lì e sono stata allieva lì dal 2012 e da circa 2 anni insegno al corso del lunedì. Un personaggio di un anime, di un manga, Rei di The Promised Neverland, e questo. 24 anni e questa passione c'era avuta fin da piccolo, però come disegno ho iniziato a frequentare questa scuola da circa 2 anni ormai. Dietro ogni fumetto c'è una storia, dietro ogni volto una passione che può diventare progetto di vita. Nel parco ottocentesco di Villa Manfrin è così andato in scena il primo evento cosplay di Treviso dedicato a fumetti, manga, giochi di ruolo. Stiamo giocando a un gioco che si chiama L'Ultima Torcia, è un gioco di ruolo fantasy in cui i partecipanti interpretano dei personaggi che incarnano un po' lo stereotipo dell'avventuriero, un po' alla Tolkien, quello che si vede che si è letto nei romanzi, visto nei film, quindi nani, elfi, umani. L'obiettivo della giornata è quello di condividere l'arte di giovani artisti che vogliono approcciarsi al mondo del fumetto o delle fan art, insomma un po' dell'arte in generale, e permettere quindi anche a Treviso un piccolo spazio per i giovani per potersi mettere in mostra e condividere ciò che amano, le loro passioni. A organizzare la giornata la scuola di fumetto Wonder Comics che guarda i prossimi appuntamenti. Abbiamo anche dei centri estivi che partiranno il 12 giugno e lì appunto faremo anche un laboratorio di storytelling per creare una storia e poi animarla con le tecnologie che abbiamo attuali nel cellulare, qualche programma, e poter fare un corto animato insieme ai ragazzi dei centri estivi. Sempre qui a Villa Manfrin, grazie anche alla collaborazione e all'aiuto della Mirella Tuzzato. Una realtà in espansione, quella del fumetto anche a Treviso, per i più talentuosi un'opportunità di lavoro nelle arti grafiche, dalla pubblicità al cinema, in generale una passione che fa evadere dalla quotidianità. Il disegno principalmente mi ha sempre appassionato fin da quando sono bambina, infatti mi rilassa molto disegnare, proprio mi aiuta a staccare anche dai problemi quotidiani molte volte. E ora andiamo nel Bassanese per parlare di viabilità, in particolare andiamo lungo la statale Valsugana perché ci sono stati lavori che hanno paralizzato il traffico lungo il tratto tra Romano Dezzelino e Pove del Grappa, ma poi c'è anche l'apertura proprio in queste ore di un nuovo cantiere a Solagna. Non c'è pace per la statale Valsugana, o meglio, non trovano pace gli automobilisti e i comuni lungo il suo percorso, assediati o persino isolati a causa del traffico. Da Bassano a Primolano, da Romano Dezzelino a Rosà, fino a Oliero, Valstagna e Campolongo. Un asse stradale ormai da decenni al centro del dibattito politico, a causa della sua inefficienza rispetto alla densità della sua percorrenza. Sono infatti 27.000 i veicoli, di cui un terzo mezzi pesanti, che ogni giorno attraversano l'arteria, a tratti pericolosa e dissestata, e sono proprio i cantieri lungo la statale a mandare in tilt il traffico quotidiano. Dopo i lavori ancora in corso lungo il tratto tra Romano Dezzelino e Pove del Grappa, che hanno causato nei giorni scorsi serpentoni di auto e attese infinite, lunedì si apre un nuovo cantiere, questa volta a Solagna. Da lunedì, sempre qui a Solagna, abbiamo un lavoro, sempre progetto ANAS ovviamente, che vedrà la chiusura di una corsia e quindi verrà fatto il traffico a senso alternato, a senso unico, e quindi verrà deviato dal ponte di Campolongo per chi viene da nord e mentre sarà nel traffico normale per chi viene da sud. Si deve purtroppo fare perché c'è un pericolo e quindi c'è un ponticello
cancello sotto alla strada, ovviamente che è sotto una valletta, e che deve essere rifatto perché è pericolante. Un'ordinanza che prevede la presenza del cantiere fino al 7 luglio, un momento molto delicato per l'asse stradale, soprattutto in vista dell'estate. E un'altra previsione che non lascia scampo è quella di armarsi di tanta pazienza. Adesso facciamo il bilancio di quanti volontari vicentini sono stati impegnati nell'alluvione in Emilia-Romagna. Sono stati 147, il gruppo più numeroso del Veneto. Gli angeli del fango partiti dal Veneto. L'Emilia-Romagna alluvionata ha bisogno di aiuto, il vicentino risponde in maniera concreta e operosa. La Regione Veneto ha attivato dall'inizio dell'emergenza 572 volontari per un totale di 2000 ore di lavoro al giorno. Di questi il 25,6% sono volontari vicentini, in tutto 147, i più numerosi. Tra loro anche Marco Santa Caterina, 24enne di Marano Vicentino, che per partire in soccorso delle popolazioni travolte dal fango e dall'acqua ha perso il suo lavoro. Tante le immagini impresse nella sua mente. Ho tante cose impresse nella mente e penso che mai le dimenticherò. Le più significative sono gli album fotografici, le diapositive tra il fango, quindi i ricordi di famiglia, è lì che ho capito veramente che era il posto giusto dove stare, aiutare gli altri a almeno avere un nuovo inizio. Il suo gesto, generoso e spontaneo, ha fatto il giro di tutta Italia. Dalla sua solidarietà verso chi aveva bisogno è nata una nuova solidarietà, questa volta verso di lui, per cui molti si sono prodigati per offrirgli un nuovo posto di lavoro. Ma quella di Marco è solo una delle tante storie di volontari vicentini partiti per l'Emilia-Romagna e che hanno dato immediatamente la loro disponibilità, mettendo a disposizione attrezzature preziose per gli interventi di soccorso necessari. Mi hanno ricordato il 2010, l'alluvione a Vicenza, e all'epoca ero piccolo e non capivo la gravità della situazione, ma ora che ho 24 anni ho visto con i miei occhi e ho sentita come se fosse successa di nuovo a Vicenza, e questa è stata una chiamata al dovere per me. L'alluvione del 2010 ha lasciato una cicatrice profonda che i veneti non dimenticano. Furono coinvolte 500.000 persone in 262 comuni con 140 km quadrati allagati. La zona più colpita fu il Vicentino, con il 20% della città che fu invasa dall'acqua del Bacchiglione e del Retrone. Ecco perché i veneti, i vicentini, sanno bene cosa voglia dire essere colpiti da un'alluvione. C'è la sensibilità, ma anche la preparazione per affrontare i danni di un'esondazione. E c'è la voglia, la solidarietà per aiutare chi ha bisogno. Vicenza non dimentica, e l'Emilia-Romagna nemmeno. Ogni persona che trovavo era felice di vedere un vicentino, uno dei tanti vicentini che ha aiutato, e niente, tutto questo affetto lo porterò sempre con me. E grazie a Carlo Inghilleri, grazie soprattutto ai volontari vicentini che ci hanno raccontato quello che hanno fatto in questi giorni. Siamo alla fine di questa parte, diciamo, della giornata. Focus TG si conclude, ma spazio alle elezioni. Vi ricordo che fino alle 13 si vota anche in 4 comuni veneti che sono al ballottaggio, e poi insomma si continua tra poco con Filippo Fois che proprio ci accompagnerà fino ai primi risultati delle elezioni amministrative di oggi. Intanto ci fermiamo un attimo, vi ringrazio per averci seguito e rimanete con noi.